costruiti, perché all'epoca si faceva così, proprio a ridosso della città. E quello che viene fuori è che magari l'Ilva rispetta tutti i limiti. Io ne ho imposto di inediti nella storia italiana, perché ho imposto come limite emissivo delle diossine 0,4 nanogrammi. Pensate che il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato come limiti emissivi per Priolo 100 nanogrammi per metro cubo. Noi abbiamo imposto 0,4 nanogrammi. Tuttavia, me ne frego dei limiti emissivi, perché le direttive comunitarie scrivono determinati limiti emissivi, l'Organizzazione Mondiale di Salute allude a determinati limiti emissivi, le leggi nazionali non ci sono proprio, le regioni si arrangiano, ma quando l'epidemiologia dimostra che c'è un collegamento tra un fattore inquinante e la salute e la morte delle persone, allora non è che bisogna chiedere ai corpi delle persone di adattarsi ai limiti emissivi. Credo che bisogna chiedere al legislatore di codificare limiti emissivi che si adattino alla centralità e al primato della vita e della salute delle persone. E questo comporta